Con 7.000 positivi al giorno e vittime sotto quota 100, l'Inghilterra, da paese in ginocchio, sta diventando un modello di gestione del Covid. Andrea Crisanti è di ritorno da Londra, dove insegna all'Imperial College, e spiega che i fattori del successo sono vari, a partire da una vaccinazione di massa. Questo è stato uno sforzo che è stato possibile grazie anche alla mobilitazione di tutti i medici di famiglia, di tutti i neurolaureati, quindi senza esercito. Essenziale poi un efficace tracciamento e un lockdown severo partito 2 mesi fa che durerà ancora a lungo. Si parla di rimuovere alcune misure verso metà aprile, altre verso metà maggio, e soltanto quando si sarà raggiunta una vaccinazione tale da assicurare una cosiddetta immunità di gregge, penso verso la fine di giugno si prevede di poter liberare tutte queste misure. Ma la cosa forse più importante è la capacità di restare uniti come paese. Penso che hanno una coesione come popolo, come società, di cui secondo me dobbiamo imparare qualcosa, nel senso che gli interessi personali o di categoria non vengono mai a prevalere sugli interessi nazionali.